Progress, Progetto Repubblica, sostiene il Comitato Civico no al progetto Eleonora che si oppone al progetto Sargas per la ricerca nel territorio della provincia di Oristano di idrocarburi liquidi e gassosi. Domani mattina la Saras dovrebbe presentare il progetto in un'assemblea pubblica ad Arborea, ma senza la presenza di rappresentanti della regione. Il Comitato ha chiesto alla popolazione di non partecipare a quell'incontro e Progress ha organizzato la marcia per la terra. Sentiamo l'intervista realizzata da Giuseppe Giuliani. Noi seguiamo da tempo la vicenda lì ad Arborea e abbiamo appoggiato il Comitato in questa battaglia. Progress Progetto Repubblica ha promosso questa marcia per rivendicare il nostro diritto a decidere delle nostre risorse, ma soprattutto anche del nostro futuro. Per cui tutti i cittadini sardi porteranno un pugno di terra delle proprie comunità, lo doneremo ad Eleonora, a simboleggiare appunto che questa terra è nostra e d'ora in poi le multinazionali e lo Stato italiano, prima di fare le cose, dovranno fare i conti con i cittadini sardi e con la comunità sarda. Domani, per ricordare la questione, in programma la presentazione da parte della Saras del progetto. Voi avete chiesto alla cittadinanza, alla popolazione di non partecipare a questa assemblea in attesa che si faccia un'assemblea, un incontro alla presenza anche dei delegati della regione. È corretto che ci sia un confronto vero, reale, nel merito, perché i nostri tecnici dicono delle cose ben diverse da quelle che dice la Saras. Ora, quello è un territorio che ha una vocazione ben precisa, agricola, dove l'agricoltura, l'allevamento ha una storia e ha un futuro. Non si può decidere di un territorio e stravolgerlo passando sopra alle comunità che vivono quel territorio. Noi chiediamo di partecipare alla marcia e poi, quando ci sarà un vero confronto, di dire proprio bene tutti quanti la nostra opinione nel merito, perché la propaganda è una cosa e le cose un po' più concrete sono altre. E centinaia di sardi si sono iscritti alla marcia, all'iniziativa, per cui contiamo veramente in una larghissima partecipazione, ripeto, domani alle ore 10 in piazza ad Arborea per questa marcia della terra.